Le fabbriche che hanno fatto ricca l'Italia e il nord-est ancora una volta volano per il paese. Lo ribadiscono con forza gli industriali riuniti a Venezia, da dove indirizzano al governo l'ennesimo accorato appello. Gli ultimi dati mi dicono che in questo momento al Ministero dello Sviluppo Economico ci sono oltre 150 casi di crisi aziendale, quindi che la situazione sia gravissima, per non dire tragica, e purtroppo è la realtà. Come possiamo uscirne? Ritrovando la crescita. Non serve un inutile ottimismo, bisogna guardare le cifre e rispondere con un'iniezione di coraggio e una vera e propria terapia d'urto. I rischi sono sotto gli occhi di tutti. Bisognerebbe accelerare i tempi e bisognerebbe avere, forse cercare anche di avere più coraggio, mettere in campo tutto quello che è possibile, perché ripeto, la situazione è drammatica. L'anno scorso siamo scesi del 2,4, quest'anno scendiamo di un altro 1,8. Stanno facendo delle cose che non possono dare la svolta definitiva, qui c'è bisogno di un intervento molto forte, noi non possiamo aspettare ancora, perché quello che si sta facendo adesso, come l'ha definito qualcuno, è un lavoro di cacciavite. Abbiamo bisogno di qualcosa di forte, abbiamo bisogno di poter mettere in circolo capitali, far funzionare e far ripartire l'economia. Intanto Confindustria Veneto continua a guardare avanti, per questo ha riunito le 10 confindustrie più forti del paese, quelle del centro-nord, che rappresentano l'82% dell'export nazionale, sfiorano il 70% del fatturato, per guardare gli Stati Uniti del presidente Obama attraverso uno dei suoi esperti, Gary Pisano, e lanciare un messaggio: si deve ripartire da dove abbiamo iniziato, il manifatturiero. Dobbiamo stare attenti a non perderlo, perché la nostra forza è proprio quella. Ogni azienda che chiude un indotto, chiudono delle altre piccole aziende, è come chiudesse una scuola di lavoro.